Conto alla rovescia per la grande atletica a Lignano Sabbiadoro, presentato a Udine il 35° meeting internazionale Sport e Solidarietà, in programma allo stadio Tegil il 14 luglio. Su pista e pedane dell'impianto sportivo lignanese gareggeranno grandi campioni che testeranno il loro stato di forma prima delle Olimpiadi di Parigi. Le novità sono tra l'altro molte. Quest'anno abbiamo un pre-meeting per le categorie promozionali giovanili ricco di ragazzi giovani e anche master che possono appunto cimentarsi per poi fermarsi e tifare e guardare, illustrarsi gli occhi con quelle che sono le alte performance dei superatleti che poi tra l'altro arriveranno a Lignano, poi slitteranno, scivoleranno in quello che è Parigi 2024. Il meeting Sport e Solidarietà sarà anche vetrina, come sempre, per gli atleti top con disabilità. E novità di questa edizione, l'evento è stato scelto come collocazione ideale per festeggiare i 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza, con una staffetta del Grifone dedicata e del Fair Play nazionale, del quale si celebra il trentennale dalla fondazione. Avremo un riconoscimento come meeting per i 35 anni dedicati alla solidarietà, infatti c'è anche una gara, quella dei 400 ad ostacoli, dedicata a Ottavio Missoni, che è anche abbinata a una lotteria benefica che erogherà i fondi alla comunità del Meograno, che è un'associazione di persone con disabilità intellettiva con cui noi siamo gemellati praticamente da sempre. Il meeting rappresenta un'importante occasione per veicolare con lo sport messaggi di integrazione di cui mai come in questo momento c'è bisogno, come sottolinea il Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. Lo sport è un grandissimo strumento di integrazione, anche perché se guardiamo oggi ad esempio anche i campioni italiani in diverse specialità molto spesso sono anche campioni che hanno origini straniere, quindi questa è la dimostrazione che lo sport in realtà riesce veramente ad accomunare, ad integrare e ad includere.